Eder. Mech. Pallister. Parto da due cose che Claudio Sterpin mi ha detto e scritto in prima persona. La prima è nei suoi SMS del 9 luglio 2023 e del 27 ottobre. Parla di verità vera, accusa zero riscontro da parte del quotidiano cittadino e scandisce che siamo sempre più vicino, ma che mancano ancora alcuni aiuti da cercare fra parenti e amici stretti. La seconda è uno scambio a voce a Monza nel maggio 2023. Mi guarda serio e dice che oltre confine, sul versante sloveno legato a Trieste, girano cose di cui è meglio non parlare, perché se te le dicessi ammazzano me e ammazzano te. Metto insieme le due linee perché è così che lui legge il caso Liliana Resinovic, baricentro domestico e risonanza di frontiera. Casa e confine, cena e varco. Dentro il primo SMS c'è una regia precisa. Recuperato solo oggi il tuo cell. Non è una scusa casuale, è una scelta di campo, un ti rimetto nel cerchio dei pochi. La parentesi miei ancora sotto sequestro serve a caricare di pressione il contatto. Io sono controllato, eppure ti scrivo, quindi questo scambio è speciale. Quando aggiunge come noi e pochi altri, persegui la verità vera, costruisce un noi identitario e selettivo. Pochi, minoritari, contrapposti a un sistema che, nella sua percezione, isola e sterilizza. E poi indirizza i canali, non il giornale cittadino, che dice ha dato zero riscontro, a un evento che presume tu conosca, ma Ring di Tele4, la TV locale. È un invito esplicito a spostare la conversazione su terreni che ritiene non ostili. In pratica non ti chiede soltanto di informarti, ti arruola. Non verifica, ma commenta dove la sua narrazione trova spazio. Non cerca altrove, ma parla qui. Sottotesto: io sono sotto pressione, loro tacciono, noi due dobbiamo tenerci stretti e usarci canali fidati. Il secondo SMS è più corto e più rivelatore. Sempre più vicino, è un metronomo emotivo, ti mette dentro un conto alla rovescia, ma il cuore è in quelle virgolette attorno ad aiuti. Non scrive complici, non scrive corresponsabili, sceglie un eufemismo che copre un ventaglio di microazioni. Dice che questi aiuti vanno ricercati fra parenti e amici più stretti e o privati. Tripla stretta semantica, parentele, amicizie intime, sfere private. È la sua mappa. Il tassello mancante non è un passante sconosciuto, non è un terzo uomo calato dal nulla, ma qualcuno attaccato alla casa, alla tavola, al garage. Nella sua testa, e lo ribadisce implicitamente, Sebastiano non sarebbe rimasto solo. Qualcuno molto vicino avrebbe attenuato, schermato, coperto, un passaggio in auto dato come se niente fosse, un oggetto custodito per 2 giorni, una chiave condivisa, una frase ripetuta identica a sostegno di un orario, un telefono prestato per un accesso, una chat effimera dove dirsi l'indicibile e poi cancellare. È la grammatica della pista casa cena, non manovalanza da film, ma favori di prossimità minimi e decisivi. Letti così, i 2 SMS non sono un semplice aggiornamento, sono la sceneggiatura di come Sterpin vorrebbe che si guardasse il caso. Prima crea l'alleanza, noi pochi, verità vera, stampa che tace, TV locale che parla, e poi restringe il campo fino al nucleo, la cerchia affettiva attorno a Sebastiano. Quando scrive aiuti, sta indicando proprio lì. Non lancia un atto d'accusa giuridica, ti consegna una bussola investigativa. E il fatto che scelga l'eufemismo dice più del vocabolo crudo. Non vuole darti un'etichetta, vuole darti un metodo. Guarda al tavolo di casa, ai 10 minuti di scale, ai lavaggi troppo solerti, ai racconti fotocopia, alle assenze telefoniche perfette nei minuti chiave. È in quell'area che, secondo lui, la verità è sempre più vicina. La nota sul confine messa sul tavolo a Monza è il perché del suo tono. Trieste e Slovenia nella sua percezione non sono solo geografia, sono un cambio di codici. Lì dice, certi fili non si tirano senza rischi veri. Che quelle reti esistano o meno come lui le immagina è un fatto che richiede prove dure, ma non è questo il punto. Il punto è che quella percezione di rischio spiega l'urgenza, la prudenza, le mezze frasi, la preferenza per canali locali, la diffidenza verso i megafoni. Spiega perfino l'insistenza a parlarti in privato. Se spingi davvero sui nodi, parenti, amici stretti, cose di casa, e se in controluce quelle dinamiche sfiorano circuiti opachi oltre confine, allora il silenzio non è solo comodo, è autoprotezione. Da qui il suo meglio tacere quando le parole lambiscono il varco. A novembre 2025 rimettere in fila questi elementi serve a non perdere la logica interna del suo discorso.
Non sta chiedendo nuove maxi perizie o rivelazioni mistiche, sta dicendo che basterebbero 2 o 3 voci vicinissime, finalmente integrali, per far combaciare gli ingranaggi. Che gli aiuti non sono eroi o mostri, ma abitudini, lealismi, automatismi domestici, coperture nate per non mettere nei guai chi si ama. Che l'attenzione va ai tragitti micro tra salotto, cucina, box, agli oggetti che scompaiono e riappaiono puliti, agli orari che si incastrano troppo bene, ai dispositivi che tacciono esattamente quando devono, alle storie che si propagano identiche da bocche diverse nella stessa famiglia. E che, se davvero esistono innesti oltre confine, l'unico modo per maneggiarli è con fatti verificabili. Varchi, telecamere, transiti, pagamenti, non allusioni. Questa è la sostanza, senza fronzoli né titoletti. I messaggi di Sterpin non sono appunti sparsi, ma un doppio binario coerente. Primo, creare un perimetro di fiducia ristretto, contrapposto al rumore. Secondo, spingere dentro quel perimetro, tra parenti e amici strettissimi, alla ricerca di aiuti che hanno la forma di gesti piccoli e conseguenze enormi. Tutto il resto, polemiche, risonanze, distrazioni, è per lui scenografia. La trama è lì, casa, cena, cerchia, e appena oltre la linea il confine che rende ogni parola più pesante. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.